5 e 26 e dopo sarà 27. Vedremo fra quanti anni finisse la sopraelevata della Romonza, il Muster. L'anno scorso volevo fare una sorta di ironica commemorazione del 1° maggio 2015, entro cui si sarebbe dovuto terminare il famoso raccordo della Romonza. Questo è un video un po' ironico, per cui se a qualcuno l'ironia non piace può anche saltarlo. È un video dedicato agli amici del CIRM e a tutti coloro che in questi anni hanno creduto che si sarebbe potuto fare il tunnel e comunque dopo hanno creduto ancora ai progetti per mitigare l'impatto di queste arterie stradali che, pur necessarie, si potrebbero fare con un maggior rispetto per l'ambiente, secondo me. E des anni fa, quando si parlava appunto del possibile tunnel che poi è stato bocciato, ho cominciato a scrivere un po' di poesie sul il bus del tunnel. Non fa quater, più qualche altra rima collegata, e appunto dopo questi 10 anni in realtà la poesia di qualche mese dopo rispetto a maggio, però il 1° maggio appunto doveva essere inaugurato l'Expo 2015. L'Expo è stato inaugurato, ma la strada è ancora da fare. E il bus del tunnel, qualche parola: il tapun e sciate sono la talpa e il rospo. Burlà vuol dire cadere e sesin è un sinonimo di deretano in milanese, uno dei tanti. Eccolo qui, è il bus del tunnel. Dentro su terra nessun galavia, che va in del letargo e il tapun culciat. La va con la borla del ramo ogni feia, ma l'onche il decit e il pare un po' mat. E pur se arriva al punto di sperare che con l'autostrada invece che all'ari, in del bus del tunnel se può da passare, per vecchiamo forza di scritti versari. Perché era in scicciara che avec minga il fia, te può de rusà o il tiro la snin, che dopo de smetter set belle fermà, e il bus te le quatet un telto sesin. Bene, torneremo sul tema. Buon 1° maggio a tutti e tante belle cose. Ciao ciao.